What was required to build Europe? Che cosa si doveva fare per costruire l'Europa? To abolish the state. Abolire gli stati, To force a permanent deflation. forzare uno stato di deflazione permanente, And squeezing andando a ridurre e a ridurre e a ridurre la spesa pubblica. it could help to transfer Avrebbe potuto essere utile anche trasferire il potere super a class una of classe, technocrats, diciamo, super partes di tecnocrati national scale. che operasse a livello sovranazionale. But for those early Ma per questi europeisti della prima ora, it means cosa significava l'Europa? Significava creare Germany, un condominio fatto da Francia e Germania e un impero coloniale Southern che includesse anche il sud dell'Europa Europe. e l'Europa orientale. They were absolutely explicit on E this problem. questo obiettivo era stato chiaramente esplicitato. Could we suppress Come the state, si poteva sopprimere lo Stato? depriving the state Bisognava privarlo of any power, di qualunque potere, money, relativamente alla moneta. where fanatical Tutti questi europeisti erano fanatici seguaci Hayek, di Friedrich Hayek, the most right-wing Austrian economist, l'economista austriaco più di destra di quel tempo. so E quindi Europe should l'Europa avrebbe dovuto a supra basarsi currency su una valuta sovranazionale control interamente controllata and a sovereign da central bank una banca centrale sovrana che godesse di poteri assoluti region the state. per appunto sovrastare gli stati. Indeed, they finally what they wished In ultima analisi, il loro obiettivo to impose era di imporre future European currency la futura valuta europea come un super standard aureo. blueprint Il primo abbozzo, per così dire, del trattato di Maastricht, che venne scritto da un economista francese, François Perroux, nel 1943, with the full support con il pieno supporto treaty passed di un trattato approvato dal regime tedesco e il regime francese pro-nazista del tempo. and the new treaty E il nuovo trattato, which has been decided che è stato formulato e deciso President Sarkozy dal presidente Sarkozy e dalla signora Merkel, è esattamente basato su quanto scritto da François Perroux nel 1943. those people were against Queste persone erano contrarie allo standard aureo tradizionale, poiché ritenevano che lo standard aureo had not non avesse
permesso abolition la totale abolizione del potere dello Stato, del potere di spesa dello Stato. the Quindi super gold standard. praticamente bisognava creare uno standard aureo superiore. So it was the first stage. E questa era la prima fase del processo. But for some time, Ma per qualche the tempo European project il progetto europeo maybe in the backward. venne tenuto, diciamo, nelle retrovie, His supporters perché tutti i suoi fautori erano più pro-hitleriani di Hitler stesso. So we had to wait. Per cui è stato necessario aspettare. The regime of François Mitterrand. Aspettare che arrivasse François Mitterrand. I could speak on this question. Potrei parlare di questa questione I had been ampiamente consulted perché by io the chief advisor sono of stato, François Mitterrand, who by the way fra l'altro, contattato dal collaboratore di Mitterrand di estrema destra, che odiava il mondo moderno, che odiava gli Stati Uniti, la monarchia, un monarchico era addirittura, che diceva odio i poveri. so Jacques Attali Jacques Attali, was de facto de facto Jacques Attali era il primo ministro della Francia and Attali e was in Attali charge era responsabile with a lot di of former Marxists, tutta una serie di supporters ex marxisti convertiti in sostenitori del nuovo regime. of drafting Quindi era responsabile more di creare sustainable version una versione più sostenibile the euro system. del sistema dell'euro. They had in mind the same vision. Comunque la visione generale era la stessa. Must destroy Dobbiamo distruggere i centri commerciali, il consumismo, where i centri commerciali infamy per loro erano espressione di pura infamia. Le persone dovevano accettare di essere povere. debates Mi ricordo di alcuni dibattiti secret commission in seno alla commissione segreta who was in charge che si occupava dell'entourage di Mitterrand. had Mitterrand the support doveva riuscire a vincere il supporto Parti Comuniste. dell'allora partito comunista. Ecco, anche la Francia aveva un partito comunista, ma adesso non c'è più. I was charged to Quindi sono stato incaricato di scrivere Keynesian, una serie di I would say, modeste considerazioni keynesiana di teoria Attali was economica moderna, by those who funded ma ad Attali venne richiesto dai finanziatori della campagna di Mitterrand, che erano fra i massimi finanziatori c'era anche la Chase Manhattan Bank e altre due banche americane. Comunque, never gave you money non to get a sono program. stati mai dati dei soldi per istituire un programma di piena occupazione. I have Attali diceva: commitment io of our dear ho future president. l'impegno del nostro caro futuro presidente. Appena
possibile noi distruggeremo lo Stato, creeremo una deflazione dell'economia, i salari reali crolleranno. E quel che abbiamo in mente è il collasso totale del reddito dei lavoratori della società francese. Come riuscire a fare tutto questo? Con il Trattato di Maastricht e con la creazione dell'euro. Voglio concludere il mio intervento sottolineando innanzitutto quelle che sono le menzogne. È successo, mi è capitato di trovarmi piuttosto vicino a François Mitterrand, molto tempo fa. Prima della guerra aveva avuto un legame particolare con mia madre che mi diceva: François è così bravo a raccontare balle che può riuscire a far credere anche che gli interessi far del bene alla gente. Comunque François Mitterrand, durante l'unico dibattito sul Trattato di Maastricht, osò dire in risposta a una domanda da parte di uno studente: io posso giurare che non esiste alcuna menzione di una banca centrale europea indipendente nel trattato. Secondo punto, il principio fondamentale dei trattati europei era la privatizzazione dello Stato, cioè di obbligare gli Stati a prendere a prestito denaro vendendo titoli alle banche private. E quindi gli Stati, un po' come qualunque tipo di azienda però con una reputazione estremamente pura, dovevano andare a chiedere i soldi alle banche, ai tassi di interessi stabiliti dalle banche. E quindi, per concludere, dirò che il Trattato di Maastricht e il conseguente patto di crescita e stabilità che ne è conseguito, fra l'altro il vero nome avrebbe dovuto essere il patto di distruzione e di instabilità, rappresentò la realizzazione dei loro obiettivi, e cioè che alla fine gli stati sarebbero stati completamente assoggettati alle banche private e quindi sarebbero stati obbligati a tagliare la spesa. E questo è esattamente quello che è successo. Pertanto, le menzogne continuano. E per concludere, cercando di essere breve,
La percentuale di debito pubblico French nell'ambito del patrimonio delle banche francesi e tedesche below è al di sotto del 5%. banks are losing Le banche perdono soldi non a causa del debito pubblico, ma a causa del collasso totale dell'economia reale. And second point, E, secondo I punto, am horrified sono assolutamente terrorizzato quando la gente dice «Oh, povere banche, government il governo francese ha mentito», ma è assurdo. Tutti lo sapevano, tutti sapevano quale fosse la vera condizione dell'economia greca. 90% Il 90% del debito greco, come l'italiano, è nelle mani German banks. delle banche francesi e tedesche e quindi tutti lo sapevano questo. And by the way, Tra l'altro, what is happening now quel che succede ora, grazie al nuovo trattato, if it is indeed se finally effettivamente verrà poi approvato, ci troveremo di fronte alla totale abdicazione degli Stati delle politiche fiscali any kind, e di qualunque tipo di politica sociale. and indeed the dream E, of the new order e quindi sarà raggiunto quel sogno di costituire un nuovo ordine. the problem E adesso il problema rulers of the system di chi deve gestire il sistema. the control Come si potrà mantenere il controllo della società? E questo è il problema che si pongono. Di questo hanno timore, there is no perché non c'è dibattito. official economist. Gli economisti ufficiali in Germania, in Francia, Most European countries nella maggioranza dei paesi europei, sono assolutamente corrotti. Direi addirittura che si possono considerare delle prostitute ufficiali. by grants, Praticamente European institutions. e siamo nelle loro mani. Non si parla quindi mai The infamy and delle infamie alla base del crollo del sistema europeo. Questo è il problema. Grazie.